Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati alla prima puntata di questa settimana di Auto da Fe. Ben trovati anche ai nostri ospiti che introduco subito. Siamo in collegamento audio-video con Felice Manti, caporedattore del giornale, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno Felice. Buongiorno caro, buongiorno. E siamo in collegamento anche con Gianmarco Serino che per il magazine online maomag.com ha scritto una serie di articoli che hanno a che fare con il tema di cui parleremo oggi e che ci conducono anche a un altro tema del quale Felice Manti si è occupato da tantissimi anni, essendo uno dei primi giornalisti con Edoardo Montolli a parlarne, ovvero la strage di Erba. Di che cosa parliamo quest'oggi esattamente? Di un percorso tra spionaggio, misteri, servizi, ricatti, affari, dalla squadra Fiore alla strage di Erba. È il titolo che abbiamo dato alla trasmissione di stamani, incorniciata peraltro iconicamente, graficamente, forse in maniera fin troppo drammatica, dal celebre quadro di Goya, Saturno che divora i suoi figli. Forse qui non siamo al dramma assoluto del quadro di Goya, forse siamo al dramma italico o la commedia o la tragicommedia italica che ogni tanto si ripropone. Io vorrei partire da qui con i miei due ospiti, poi Felice Manti con Rita Cavallaro si è occupato settimana scorsa a lungo di questa questione, così come Gianmarco Serino che ringrazio e che saluto innanzitutto. Grazie Gianmarco per essere stamani con noi. Ciao, grazie, buongiorno. Ecco, dicevo Gianmarco, anche tu ti sei dedicato a questa questione della squadra Fiore, che è l'ennesima manifestazione di ciò che in Italia ogni tanto viene fuori. Qualcuno spia da posizioni istituzionali, ehm, posizioni di potere di altri soggetti ricattati, ricattabili e via dicendo. E ne parleremo, poi ci spiegherete voi esattamente che cos'è quest'ultima incarnazione di questo meccanismo che a qualcuno fa venire in mente il famoso adagio mai fu andato fuori moda della Repubblica Italiana, fondata sui ricatti e non tanto sul lavoro, ma comunque al di là di questo, la cosa interessante che Gianmarco poi ha fatto nel suo pezzo del 22 aprile scorso, se non mi sbaglio, Gianmarco, è tirare un filo Sì. di collegamento tra una serie di questioni che tra l'altro sono di primo piano in questi giorni, il delitto di Garlasco, Napoleone, il sistema Pavia, Napoleone inteso non come il Bonaparte ovviamente, ma come il procuratore di Pavia che sta indagando su Garlasco, e la strage di Erba. Come ci arriviamo dalla squadra Fiore a Napoleone, alla squadra di Erba, al delitto, anzi alla strage di Erba, anche questo ci arriviamo con gradi. Intanto però io vorrei chiedere prima a Felice e poi a Gianmarco una questioncella proprio basilare. Terra a terra, stamattina faccio la ricerca su Google per vedere se ci sono altre notizie oltre agli articoli usciti nella settimana scorsa. Non c'è più nulla. Da 5-6 giorni di questa storia della squadra Fiore, ennesima reincarnazione di spionaggio e dossieraggio, non si parla quasi più. Chiedo a Felice e a Gianmarco se è normale. Normale? Perché abbiamo nel passato tante altre storie simili a questa, delle quali si sono perse le tracce. Alla fine non paga niente nessuno, tutto torna come prima, ogni tanto riemerge che questa Repubblica è fatta di spionaggi, di dossier, anche di spionaggi, di dossieraggi, di ricatti e poi finisce tutto lì. Questa volta però c'è anche un lato business molto interessante, come vedremo sia con Felice che con Gianmarco Serino. Felice, va bene così? Sono tutti regolamenti di conti interni al sistema per cui ai giornali arrivano solo i cascami, a noi giornalisti e poi se la vedono tra di loro? Allora, guarda, nell'attacco di un pezzo, l'ultimo pezzo che ho fatto su questa vicenda, c'era scritto l'inchiesta a Fiore è un'inchiesta che non va fatta appassire, no? Giocando un po' su questa similitudine. Sì, il tema è che evidentemente questa vicenda della squadra Fiore è una ferita apertissima nel cuore della Repubblica perché si tratta di fatto, se dimostrata evidentemente come ipotesi accusativa, del fatto che un pezzo importante della nostra intelligence lavorasse di fatto per conto suo per governare alcuni processi economici e per direzionare, diciamo, alcuni appalti. Quindi una questione di soldi, banalmente, ma anche una questione di potere. Quello che spaventa è che diciamo, i personaggi che ricorrono in questa vicenda sono sempre gli stessi. In Mm, particolare c'è questa figura di questo Giuliano Tavaroli, che molti ricorderanno essere appunto protagonista di questo Tiger Team, di questa sì. squadra di controspionaggio di Telecom che spiava, diciamo, personaggi, no, legati in qualche modo all'azienda, ma anche nemici, insomma, poi anche calciatori, eccetera. Altro tema che ricorre stranamente anche Sì. in questi giorni.
che poi rivediamo nella strage di Erba perché, come sappiamo, è stato il compagno di cella e detenzione di Olindo Romano, e dalle cronache del tempo si capisce che fu lui uno dei primi a accorgersi che Olindo Romano era innocente. Peccato che poi al mio giornale Illo Tempore nel 2007-2008, quando il giornale stava occupando della probabile estraneità di Olindo Romano e Rosa Bazzi alla strage, lui diede un'intervista al nostro giornale, a un giornalista suo amico, nel quale sostenne esattamente il contrario, cioè lui aveva sempre capito che Olindo era colpevole. Ora, queste sono tutte domande che dovremmo fare a lui, e io ovviamente non ho nessuna intenzione di farlo perché considero Tavaroli un personaggio inquietante, spaventoso sotto tanti punti di vista. La cosa che dà più fastidio è che una persona del genere, nonostante quello che ha commesso, per cui è stato condannato, sia ancora, diciamo, in grado di interferire nelle vicende democratiche di questo paese. Ma insomma, qui il tema è sempre uno e uno soltanto. Siamo, come ha definito il Foglio, nella Repubblica della Sputtanopoli, in cui lo sputtanamento è la prima arma politica in mano ai partiti e alle lobby che governano questo paese, per cui che siano calciatori, che siano politici, che siano attori, che siano personaggi dello spettacolo, dell'imprenditoria, seguire, pedinare, setacciare le vite degli altri con la scusa del diritto di cronaca e del peggiore voyeurismo giornalistico, si possono condizionare vite, carriere, imprese, aziende, operazioni finanziarie, anche, e forse questo sarà interessante scoprirlo, in nome di potenze straniere, quindi in nome e per conto di soggetti esterni a questo paese che potrebbero aver finanziato parti importanti della nostra intelligence per fare di fatto diciamo, operazioni contro il nostro paese. Insomma, il quadro che ne viene fuori è devastante. È chiaro che la magistratura, che non è esente da responsabilità in questa vicenda, per tanti errori che ha fatto anche lei nel valutare certe cose, certe indagini, verrà fuori un bubbone. Quindi è opportuno che ci sia molta prudenza da parte di chi ne scrive e da parte di chi ovviamente ha in mano le carte. Mi viene da dire che altrettanto inquietante era la vicenda di Pasquale Striano all'antimafia, no? O sbaglio? Perché anche lì assolutamente sì, però anche lì in nome e per conto di un presunto diritto, diciamo, pregiudizio investigativo, questo signore è stato lasciato a diciamo, fare ricerche su persone che apparentemente non hanno nessun titolo per essere, tra virgolette, ricercate, compresi anche alcuni protagonisti dell'inchiesta su Becciu, che come sappiamo, di cui come sappiamo si è occupato prima ancora che scoppiasse il casino, altra vicenda in cui ritornano sempre servizi segreti, spionaggi, trame, eccetera, registrazioni illecite, eccetera. E per cui è pacifico che lì, diciamo, il tema sia ancora più complesso, perché si è utilizzata l'antimafia come centrale spionistica di intelligence per fare appunto propaganda politica e lotta politica. E questo era il sogno di Tavaroli, fare un grande orecchio, diciamo, istituzionale, perché come sappiamo i servizi segreti hanno la facoltà di intercettare persone senza, diciamo, passare dalla procura, solo con l'ok della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, e quindi la Procura Generale di Roma, e quindi, diciamo, c'è un po' il tema del fatto che lo sputtanamento e l'inseguire, il setacciare la vita degli altri, un po' come la Stasi, possa nascondere miliardi e miliardi di insidie. Purtroppo ci sono giornali che hanno fatto la loro fortuna, giornali e media che hanno fatto la loro fortuna con questi spionaggi, con queste intercettazioni illegali, in nome, ripete, per conto di un sedicente giornalismo d'inchiesta che poi crea dei danni mostruosi alla vita e alla reputazione delle persone e non se ne preoccupa più. Allora, Gianmarco Serino, tu nel pezzo che citavo prima e che trovate allegato anche al post che introduce la nostra conversazione sulla pagina Facebook di Radio Libertà, il pezzo, dicevo, nel quale tu ti occupi di questa vicenda e tiri fuori anche la storia della strage di Erba, poi ci arriviamo per filo e per segno. È un lavoro che ha fatto anche Edoardo Montolli a suo tempo, no? Sì. Tu concludi il pezzo, ti ritorno alla domanda che ho fatto all'inizio anche a Felice Manti. Nulla di nuovo sotto il sole, tu scrivi, forse il sole da queste parti non ha mai battuto davvero. E io credo di poter condividere questa cosa. Tu che impressione ne hai? È un ennesimo episodio che finirà senza vincitori né vinti dal punto di vista ovviamente di noi cittadini, perché noi guardiamo e poi ogni volta vediamo che tutto viene reinghiottito dalle nebbie per riemergere qualche tempo dopo con un altro nome o altri personaggi, talora gli stessi, come il caso appunto di Tavaroli insegna. Tavaroli è uno che non ha pagato dazio, ma mi pare di capire che nemmeno questo Giuseppe Del Deo, protagonista di quest'ultima vicenda, sia uno che ha pagato molti dazi nella sua vita, anzi se ne è uscito prepensionato a 51 anni con un trattamento di super favore, potendo andare a lavorare per un altro gruppo privato. Poi vediamo un po' la sua biografia perché è interessante anche quello. Ecco, tu che impressione ne hai, Gianmarco, di tutta sta storia?
Allora, anzitutto grazie per l'ospitata, e l'impressione in realtà è che magari un colpevole per i cittadini c'è, però poi scoprire come siano andate veramente le cose ovviamente è difficilissimo, perché sono squarci veramente profondi e arrivare fino in fondo, come scrivevo, a volte oltre che impossibile, magari pure inutile, perché insomma, le logiche del potere profondo forse sono a noi sconosciute, però insomma, al di là di questo cappello introduttivo, la cosa interessante è che in queste carte, che ovviamente sono poche, e che tra l'altro mi ha anche passato Felice, ho avuto modo di leggere perché io prima non avevo letto, essendo poche, probabilmente sono finite anche, diciamo, sono finite le notizie da scrivere, ecco. Però ci È sono per quello che non c'è più tanti. niente da 5 giorni, insomma. Per adesso forse sì, però insomma ci sono tanti aspetti da approfondire, appunto i neridi del Deo che fanno i casini al Vaticano, allora lì ci si collega a quello che ha detto prima Felice, però pure il passaggio in cui si parla dei barbaro all'interno di queste Sì. carte, che sono una cosca dell''ndrangheta vicino in Papalia, e questo Ecco, appunto qui molto, Felice... molto vicino al passaggio in cui si parla anche di Carmine Gallo, che comunque è Sì. deceduto poi a livello giuridico per cause naturali. E la presenza di Tavaroli, certamente, come dire, mediatica, nelle carte compare in un solo passaggio in cui si dice che dovrebbero dargli 500 euro, se non sbaglio, 500 li diamo a Giuliano, e poi chi indaga lo identifica come Tavaroli. È tutto da verificare, quindi insomma anche un po' per correttezza, il discorso di Tavaroli sì, è interessante perché c'era un'altra inchiesta del PM Tucci di cui parla il Fatto Quotidiano qualche giorno fa, e lo ricollega all'inchiesta sulla Squadra Fiore, Sì. e in questo articolo si parla della SIO Cantù, perché la SIO Cantù è stata acquisita dalla Matic Mind di Carmine Saladino, che invece compare molte volte in queste nuove Sì. carte sulla Squadra Fiore. E Ecco, se siete quindi d'accordo appunto, e io... allora se io siete... quando ho letto questa cosa ho detto vabbè, però la SIO Cantù è quella della Sì. strage di Erba, in Poi ci cui arriviamo. comunque. Poi ci arriviamo, Mhm. Gianmarco, perché questa parte la affrontiamo magari dopo, perché io prima volevo fare, intanto devo dire che su Carmine Gallo, sulla questione dell''ndrangheta e sulla strana morte, perché tu l'hai definita così insieme a Rita Cavallaro nei vostri pezzi più recenti, no? Una Sì. strana morte, quella di Carmine Gallo, che era protagonista di un'altra indagine su altri spioni, ramo milanese, no? L'indagine Equalize, Mhm. Pazzali, Gallo, Esatto. eccetera. Su questo, Felice, potresti dirci tante cose, però io vorrei, se siete d'accordo, partire un po' dall'inizio e chiedervi a tutti e due la primissima questione: ma si è capito cosa volevano fare questi spioni qui della Squadra Fiore? Tra l'altro con agganci, visti i soggetti coinvolti, istituzionali piuttosto pesanti, dal SISDE, ovviamente, cioè Servizio Segreto, alla Guardia di Finanza, alla Presidenza del Consiglio, alla Prefettura di Roma, all'Inps per le banche dati. Cosa hanno fatto? Cosa volevano fare costoro? Tenendo conto che potevano, in virtù del fatto che c'era dentro, a quanto pare, in posizione apicale in questa Squadra Fiore, l'alto funzionario dei servizi Giuseppe Del Deo, potevano anche fare intercettazioni in autonomia, come accennava prima Felice Manti, no? Oltre che, si è capito, non ho capito se è vero, poter avere a disposizione intercettazioni fatte dalle varie procure italiane. Il tutto al fine di, Felice. Il tutto al fine di utilizzare questa mole di dati incrociata con appunto SOS, dati fiscali, dati previdenziali, dati diciamo delle banche, eccetera, eccetera, per creare dei dossier e eventualmente di volta in volta individuare un soggetto particolarmente esposto e eventualmente diciamo rovinarne la reputazione attraverso giornali compiacenti. Quindi è un po' il metodo siriano, il metodo Equalize che si inseguono, quindi intelligence prezzolata,
Questa ovviamente è l'ipotesi della procura, Sì. no? Che bisognerà far passare da tutti i gradi di giudizio, quindi noi stiamo facendo delle ipotesi giornalistiche. Intelligence prezzolata, committenti italiani e stranieri che vogliono sabotare o incoraggiare un'operazione o una carriera politica, soggetti che dicono: guarda, Felice Manti si è candidato a fare il Presidente della Repubblica. Ah, Felice Manti, adesso ti dico io, comunque Felice Manti c'ha 4 case, 5 cani, 7 Sì. auto, c'ha l'amante, Debiti di è qua, gay, crediti di là. capito? Sì, sì, sì. Ecco il dossier. E poi si Ok. va da Felice Manti e si dice: caro Felice Manti, sappiamo tutto su di te. Se non vuoi che questa roba esca, è un po' come Corona, insomma, no? È Sì, il sì, solito sì. metodo del Beh, ricatto. del resto Il problema Corona l'ha chiamato Zampolli e quindi andiamo avanti su questa strada, no? Vabbè. Sì, vabbè, ragazzi, però il tema è questo. Ognuno di noi ha ovviamente i suoi segreti e chi non ne ha è uno sfigato. Il punto è possibile, è giusto utilizzare diciamo, risorse pubbliche, giornalisti al soldo, intelligence e aziende compiacenti per distruggere la vita delle persone tirando fuori delle questioni che sono Beh, Felice. apparentemente amorazzi piuttosto che deviazioni Beh, sentimentali o situazioni economiche non trasparenti. Questo è il tema. la Il domanda è conto è che io retorica, dico, ma qua non cambia mai niente. ma non può cambiare niente nella misura in cui purtroppo questo è un paese in cui ricattati e ricattatori si scambiano di posto, i propalatori di dossier sono in giro nelle redazioni dei giornali, addirittura nel caso Striano l'ipotesi della Procura di Roma è Il che Domani. Striano volesse fare delle indagini, i suoi capi gli avrebbero detto no, questa indagine su Felice Manti non si può fare, allora io Striano passo le carte su Felice Manti al giornale, o al Domani, o a un quotidiano compiacente. Il Domani fa un pezzo, il giornale fa un pezzo su Felice Manti, in cui dice Felice Manti faceva strani affari con un personaggio il cui cugino di quarto grado è mafioso. Ah, casino. A quel punto lo stesso superiore di Striano, che non poteva fare le indagini, è costretto a farle perché c'è la notizia crimi sui giornali, e di conseguenza abbiamo di fatto un sistema quantistico in cui non conta quello che tu vuoi fare, conta il fatto che sei costretto a fare quell'indagine perché chi ha in mano le leve di queste indagini, le carte, i segreti, eccetera, eccetera, smuove le montagne. Ora, dal punto di vista anche giornalistico, mi sembra interessante dire, sai, io so che quel ministro è mafioso, non mi fanno fare l'indagine sul ministro, lo sputtano sui giornali. Ancora ci starebbe bene. Qui il problema è che si mettono in mezzo sul tavolo vicende vere, verosimili e false, per costruire su dei personaggi delle, diciamo, character assassination, delle demolizioni di personaggio, che non sempre sono basate su fatti veri, ma solo su sospetti, allusioni, illazioni, coincidenze e rapporti veri, tali o presunti, in cui la telefonata in cui io dico conosco Giulio Cainarca diventa la prova che io conosco Giulio Cainarca, ma non è così. Non è così. Certo. L'intercettazione telefonica, e chiudo, non è mai una prova, ma deve essere lo strumento di ricerca della prova, perché se io so che Felice Manti parla con Cainarca, so che esiste una relazione tra i due, ma quella relazione di per sé non giustifica un eventuale reato che i due possono aver commesso. Tu devi scoprire quel reato. Certo. Invece purtroppo il reato di cena, il reato di telefonate, il reato di amicizia diventa, diciamo, sentenza passata in giudicato sui giornali, per cui la carriera del politico o del magistrato o dell'inquirente o del carabiniere o del politico o del manager viene interrotta perché sui giornali c'è scritto che è amico di. Fine della fiera. Oggi c'è un quotidiano che dice che Giancarlo Vestiti, uno degli emissari della Cosca Senesi a Milano, conosceva il fratello di Ignazio La Russa. Non è che c'è la prova che lo conoscesse. Lui dice lo conosco. E quanto basta per scrivere 100 righe sul giornale? Il mafioso conosceva il fratello di La Russa. Punto. È giornalismo questo? Io mi domando. Ovvio. Chiedo a Gianmarco Serino, ma poi torno anche a Felice Manti sullo stesso punto, di partire dalla figura di Giuseppe Del Deo per quel che ne sappiamo. Allora, Giuseppe Del Deo, alto funzionario dell'AISI, Servizio Segreto Interno, viene preissimo pensionato a 51 anni con decreto della Presidenza del Consiglio, un decreto di strafavore, si occupava di spese fiduciarie e della cassa dell'AISI, quindi il quattrino. Il suo nome viene accostato, se non sbaglio, mi correggete voi, all'ex compagno della Premier Giorgia Meloni, Andrea Gianbruno, e allo spionaggio della sua, allo strano, diciamo, alla strana attenzione che è stata rivolta alla sua
automobile da due persone che indubitabilmente sembrano appartenere al servizio segreto. Poi si presenta un ricettatore che dice sono stato io, un personaggio strano che depista tutto quanto, non si capisce chi abbia spiato l'auto di Gianbruno e via dicendo. C'è un tentativo il 29 novembre del 2023, sempre da parte di due uomini, anche qui in odor di servizi, il che, e questa operazione è stata sempre accostata a Giuseppe Del Deo, l'indagato o uno degli indagati della vicenda Squadra Fiore di cui stiamo parlando. 29 novembre 23, due uomini tentano di forzare la porta di un appartamento all'Eur sopra quello di Giorgia Meloni. Per completare il quadretto, qualcuno ha parlato del furto della 500 dell'ex compagno di Giorgia Meloni, Gianbruno, usata in passato anche da lei, dalla Premier. Del Deo viene prepensionato con un provvedimento di strafavore a 51 anni. Il provvedimento include anche il fatto che lui, contrariamente a quello che recita la legge fino allora, possa andare direttamente a lavorare per altre società che gestiscono sempre banche dati e informazioni. E non è che va a finire male lui, va a finire al Cerved Group, che è praticamente la banca dati delle imprese italiane, analizza la solvibilità e il merito creditizio delle aziende e lavora con Andrea Pignataro, uno degli uomini più ricchi d'Italia, secondo Forbes è il secondo uomo più ricco d'Italia, con un patrimonio gestito di 42 e rotti miliardi di dollari, uomo di finanza, ex trader alla Salomon Brothers, fondatore del gruppo Ion e una conglomerata britannica che acquisisce aziende di software, di dati, di analisi, di partecipazioni in banche varie. Negli ultimi anni acquista in Italia software bancari, c'è Dacri, le informazioni commerciali di Cerved, che è la più grande banca dati sulle aziende in Italia, e quelle di Prelios, altro nome importante del settore immobiliare e non solo. Ecco, cosa se ne deduciamo da una biografia di questo genere? Io, povero cittadino, dico, ma questo qui, diciamo, viene favorito in questo modo perché evidentemente può ricattare chiunque, a partire dalla presidenza del Consiglio, in questo caso da Giorgia Meloni. Come ne usciamo, Gianmarco, da questo buco nero? Beh, come ne usciamo non lo so, sinceramente non lo so, però ci sono delle cose interessanti. Il fatto che comunque Prelios, il gruppo Pignataro, è stato soggetto di tentativi di Golden Power in passato ed è anche tra l'altro uno come dire, dei competitor di Bloomberg. Il gruppo, no scusa, non Bloomberg, Barron, mi sono confuso. E, quindi c'è anche questa dinamica qui interessante che, come dire, apre spiragli a interpretazioni un po' più profonde su faglie un po' più estese, magari anche oltreoceano, diciamo. Però, insomma, qui cioè, siamo nel campo delle ipotesi e del ragionamento più a cerchi concentrici. Come ne usciamo poi? Non ne usciamo perché una cosa che può creare dei problemi è proprio quando lo Stato come dire, manda i suoi uomini, li congeda nel privato per ottenere informazioni sul privato e poi invece è il privato che ottiene informazioni sullo Stato. Poi in questo caso, cioè, ovviamente noi non lo sappiamo, non è questo che intendo dire, però certamente lascia anche tante domande in sospeso, come dire, ma Meloni che ha comunque scritto questo decreto per prepensionarli, per permettergli di entrare nel privato e quindi insomma per non lasciarlo disoccupato. Ce lo teniamo buono e ce lo togliamo di mezzo, diciamo così. Come dire, sapeva qualcosa di tutto questo? Chi lo sa? Poi se si sapesse, insomma, non sarebbero dei bravi servizi segreti, ecco. Quindi allora, in questo caso il ragionamento che possiamo fare è molto intuitivo e molto semplice, e ovviamente è un'ipotesi, no? Il Palazzo Chigi probabilmente si è resa conto che questo manager, secondo quella che è l'interpretazione dei magistrati, avrebbe, diciamo, tradito la fiducia della Meloni, perché quello è un incarico certamente fiduciario, per cui la Meloni, non potendo con un'inchiesta aperta, perché in quel periodo in cui lui si è presentato probabilmente l'inchiesta era già aperta, non poteva compromettere l'inchiesta licenziandolo,
evidentemente, perché avrebbe significato in qualche modo probabilmente, come dire, rendere questa situazione plastica all'attenzione di tutti e quindi in qualche modo contaminare, corrompere le indagini. Questa è la valutazione che faccio io, per cui hanno preferito una exit strategy in cui io ti faccio una posizione dorata, sapendo che poi quando eventualmente le tue responsabilità dovessero venire fuori, diciamo, questo regalo che ti viene fatto poi ovviamente viene in qualche modo disinnescato dall'inchiesta giudiziaria, e tu, se hai effettivamente tradito la mia fiducia e la fiducia degli italiani, paghi il prezzo che devi pagare, sia economico sia ovviamente penale. Qui il tema su cui dobbiamo, secondo me, riflettere è questo. Anche con la vicenda Equalizer è venuto fuori che alcune aziende si rivolgevano a Gallo legalmente, apparentemente, e alla squadra Fiore in maniera meno legale, per chiedere informazioni su dei competitor o su dei soci. Sì. Quando io mi sono occupato di questa vicenda Gallo, ho parlato con diversi manager di società private che arrivavano dal pubblico, penso per esempio ex generali dei carabinieri o ex prefetti o diciamo generali della Guardia di Finanza, che sono stati chiamati giustamente, legittimamente a lavorare per imprese importanti, per cui manca una specie di tavolo di compensazione legale in cui l'imprenditore, che come Pignataro, dice: scusate, ho assunto questo tizio a guardia di questo grande database, com'è la situazione? Senza che questa cosa significhi inevitabilmente violare il segreto di indagine o altro, ma è necessario che ci sia un'interlocuzione, perché se così non è, Pignataro o l'ENI o l'Enel o Fiera Milano o chiunque è costretto a rivolgersi a questi soggetti che purtroppo si muovono con la stessa, diciamo, disinvoltura di quando avevano indosso la divisa, e quindi quando quelle che erano delle ricerche, diciamo, nella vita privata delle persone erano in qualche modo giustificate dal loro ruolo di investigatori, no? E quindi se io mi rivolgo a Striano per fare delle ricerche, Striano ne approfitta per, come dire, utilizzare dei mezzi pubblici per fare controspionaggio industriale. Se io mi rivolgo al generale in pensione per dire: guarda generale, ti metto qui, se ci sono dei problemi con la sicurezza, tanto tu parli col questore, col prefetto, col comandante carabinieri, perché li conosci. Questo è un tentativo, secondo me legittimo, che hanno le aziende di provare a difendersi da invasioni, 'ndrangheta, permeabilità, corruzione, eccetera. Quello che non va bene è che questi ex ufficiali, ex dipendenti pubblici, ex agenti delle forze dell'ordine si comportino con la stessa disinvoltura di come si comportavano quando si avevano divisa addosso. Perché questo vuol dire, come Tavaroli, questo vuol dire violare la legge. E non è consentito a quei signori di violare la legge. Questo è il tema. Okay? Allora, adesso abbiamo, Felice, Gianmarco, un piccolo stacco, chiudiamo il collegamento e lo riapriamo con l'altro link e ci risentiamo tra un paio di minuti qua. E entriamo direttamente nel pezzo di Gianmarco che ci porta alla strage di Erba, ma ci sarebbero tante altre cose che vorrei chiedervi, non so se ce la facciamo prima delle 11. Comunque a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, halitosi? Potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche un
o splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci in onda con Felice Manti, con Gianmarco Serino. Gianmarco, ti faccio subito la domanda. Naturalmente Felice Manti su questo ci può dire tante cose, perché dal lontano 2007 si occupa della vicenda della strage di Erba, ha scritto con Edoardo Montolli Il grande abbaglio e poi da ultimo il libro Olindo e Rosa, il più atroce errore giudiziario nella storia della Repubblica. Attraverso Tavaroli, Gianmarco, tu sei arrivato alla strage di Erba, ma non solo, no? Vogliamo ripercorrere un pochino il filo del tuo pezzo che ho citato prima su maomag.com. Dal delitto di Garlasco attraverso il sistema Pavia e il procuratore Napoleone, la squadra Fiore di cui stiamo parlando stamani, si arriva alla strage di Erba. Non solo tramite Tavaroli, di cui ci ha già parlato Felice, ma anche tramite quella società alla quale hai accennato prima. Certo. Ce ne vuoi parlare un po' più diffusamente? Sì, allora, io ho semplicemente unito i puntini perché in queste vicende comunque ritornano sempre gli stessi personaggi, sia dal lato dei buoni che dei cattivi, nel senso che Tavaroli si trovava in carcere a Como per l'inchiesta Telecom Sismi, per il processo Telecom Sismi, e in quel caso incontrò Lindo, che invece era lì per la strage di Erba, e il PM, uno dei PM del processo Telecom Sismi era appunto Fabio Napoleone, che oggi indaga sul caso di Garlasco. L'inchiesta sulla squadra Fiore anche naturalmente viene da un filone legato ad Equalize, e in Equalize compare anche il nome del PM Venditti, con Vincenzo De Marzio, che ricompare nell'inchiesta della squadra Fiore per appunto la questione di Leonardo Maria Del Vecchio. Quindi ecco, il punto che a me che ha suscitato la mia attenzione era questo. Poi quando vedo che la Matic Mind, che appunto compare sempre qui nella questione della squadra Fiore. Come? Sì, nel caso della squadra Fiore, insomma, c'è questa Matic Mind. Quando vedo che la Matic Mind o Matic Mind compare appunto nel discorso della squadra Fiore, io ho letto questo pezzo di Marco Lillo sul Fatto Quotidiano, che citava un'altra inchiesta apparentemente separata da questa, riguardante la questione dell'acquisizione di Matic Mind da CVC, che è un fondo americano in Cassa Depositi e Prestiti, e la questione riguardava un traffico di influenze. Quell'inchiesta venne poi archiviata, se non sbaglio, sul sistema Tedeschini. Però a parte il sistema Tedeschini mi interessava il fatto che la SIO Cantù era la società che aveva fornito gli strumenti per le intercettazioni nell'inchiesta su Erba. Poi non era quella la società che le ha trasferite alla procura, se non sbaglio, ma è la Waylog, che è un'altra società partecipata al 40% da una fiduciaria svizzera, di cui non si conosce, che appunto scherma un proprietario non conosciuto, e come appunto hanno scritto Felice Manti e Montolli, che sono comunque i più grandi esperti di Erba, appunto ci sono tantissime intercettazioni che mancano, e il caso di Erba comunque per certi aspetti ricorda un po' il caso di Garlasco, perché poi comunque c'è sempre quest'ombra dell''ndrangheta sullo sfondo che rimane lì, è un po' una sorta di convitato di pietra. Sembra un po', insomma, come il grande vecchio che
decide un po' tutto. Poi adesso è sempre un'ipotesi, perché adesso dentro ci sono Rosario e ci sono Olindo e Rosa, però appunto se venisse fuori, insomma, ad esempio nel caso di Garlasco, che dietro c'è l''ndrangheta, magari ad alti sistemi, allora forse anche tanti altri casi andrebbero, come dire, perlomeno osservati con un'ottica diversa, ecco, perché Felice. cioè, è evidente che ci siano delle profondità inesplorate. Felice, due cose. Sì. Questo accostamento tra la vicenda della squadra Fiore attraverso la Fenefin, che era la fiduciaria svizzera che controllava la Waylog, che a sua volta lavorava per la SIO, che è stata acquisita dalla Matic Mind dell'indagato attuale Carmine Saladino, il cui profilo biografico ci porterebbe via un'altra puntata, perché anche quello è estremamente interessante. Ecco, il link tra la squadra Fiore e la vicenda della strage di Erba, dal tuo punto di vista, che cosa ci può dire, che cosa ci spiega rispetto a quella vicenda, per cui noi sappiamo benissimo, come ha detto Gianmarco poco fa, che quell'indagine, ne siete occupati tu e Felice, ma anche qui in radio, quell'indagine è caratterizzata dalla scomparsa o dall'inaccessibilità di una quantità enorme di intercettazioni fatte da queste due società, e che non sono mai venute fuori. Alcune sono venute fuori e sono già tali da portare elementi nuovi, anche se secondo la Corte di Brescia non ce ne sono di elementi nuovi in questa storia della strage di Erba. Però tante sono letteralmente scomparse e tante altre sono state reputate inaccessibili, cioè la difesa non ha mai avuto il permesso dalla Procura di Como di metterci le mani sopra, di ascoltarle. Come è logico che fosse, perché se io devo trattare a fondo una vicenda così grave, devo avere tutti gli elementi. Io ti dirò che non riesco a capire da cittadino né il motivo per cui la difesa di Olindo e Rosa non possa ascoltare tutti gli audio, né il motivo per cui non abbia mai potuto accedere agli audio di un'altra indagine parallela, quella che si stava svolgendo da parte della Guardia di Finanza con oggetto lo spaccio di droga a Erba Merone e dintorni, e con oggetto anche intercettazioni fatte nella casa e presso le persone che lì vivevano, che non erano solo Azuz Marzouk e sua moglie, ma altri spacciatori della banda di Azuz e del suo fratello, che erano stati aggrediti da un gruppo di marocchini. Insomma, c'era una questione di spaccio di droga molto pesante, c'era un'indagine in corso con intercettazioni rilevanti, ne ha parlato di recente anche uno di quei componenti della banda, Abdi Kais tunisino, il quale ha fatto nomi e cognomi. Ha detto: qui noi fornivamo la droga anche a esponenti di figli o esponenti delle forze dell'ordine, della crème di questa piccola città. Insomma, che la difesa non possa mettere le mani sulle intercettazioni riguardanti quest'altra storiaccia, e prima ancora su quelle su Mario Frigerio, su quelle della Waylog, eccetera, io non l'ho mai capito perché possa essere tollerato in un paese mediamente civile come il nostro. Te me lo sai dire? E mi sai dire anche se c'è qualche link interessante e fruttuoso tra questa storia della squadra Fiore e la storia della strage di Erba, di cui ti occupi da tanti anni? Allora, ce ne sono ovviamente diversissimi. Proviamo a dirne, diciamo, mettere in fila 5 o 6. Allora, la Fenefin, società che controlla il 40% di Waylog, ha lo stesso nome della Fenefin New Zealand, che era lo strumento che utilizzavano il Tiger Team di Ghioni e di Tavaroli per pagare gli spioni. Quindi c'è già un primo collegamento di, diciamo, livello di intelligence tra la vicenda Telecom Sismi e la vicenda della strage di Erba. Sappiamo, perché ce l'ha detto qualche anno fa il garante della privacy Antonello Soro, che la 'ndrangheta fa intercettazioni illegali utilizzando appunto complicità interne ai sistemi di intercettazione delle società che fanno intercettazione, per cui sappiamo che anche la 'ndrangheta partecipa a questa grande torta delle intercettazioni abusive. Aspetta, che lo fa. Felice, sappiamo, mica tutti lo sappiamo, perché non lo sanno in tanti. Lo diciamo, il garante della privacy qualche anno fa disse che la 'ndrangheta faceva intercettazioni abusive illegali. Okay? Beh, insomma, non è una robetta da poco, eh. No, ma infatti ovviamente non se ne parla mai. Certamente la 'ndrangheta ha avuto un ruolo sia nella vicenda diciamo di Equalize, sia nella vicenda di Squadra Fiore, sia nella vicenda di Erba, perché la 'ndrangheta era il soggetto che dava la droga alla famiglia di Azuz e ai paesi di Ponte Lambro che contendevano per la centrale di spaccio a Erba.
Oggi Abdicais ci dice che tra i consumatori c'erano anche figli di personaggi importanti, inquirenti e probabilmente autorità locali di Como. E sappiamo anche, perché purtroppo l'abbiamo scoperto noi, che quella mattanza ha delle similitudini con altre vicende legate appunto al traffico di droga. Sappiamo anche di in alcune inchieste di mafia e di 'ndrangheta si fa riferimento espresso alla strage di Erba. Sappiamo che una importante mafiosa avrebbe telefonato agli avvocati di Lorinda Rosa dicendo che Lorinda Rosa sono del tutto estranei e che l'omicidio ha una matrice in una dazione di denaro che l''ndrangheta non ha mai ricevuto. Sappiamo da un'altra citazione telefonica che alcuni calabresi, spaventati per la sparizione della partita di droga, dicono attenzione che gli albanesi, se prendono i bambini, li fanno a pezzi. Sì. E sappiamo che gli albanesi servivano dei marocchini in chiave anti-tunisini, come ci racconta giustamente Abdicais. E in effetti anche a Varese ci sono delle inchieste in cui alcuni spacciatori marocchini taglieggiavano e aggredivano e ammazzavano spacciatori dalle parti di Varese e di Lecco. Ma qua potremmo continuare per ore. Sappiamo anche che Carmine Gallo, che lavorava in questa Equalize, era un poliziotto considerato straordinario per il suo ruolo nelle inchieste di 'ndrangheta come Nord-Sud con l'ex marito della Boccassini, Alberto Nobili, inchiesta che porterà al pentimento di un importante pentito di mafia che si chiama Saverio Morabito, che io e Antonino Monteleone delle Iene abbiamo intervistato nel 2010 nel libro Madondrina, uscito per Aliberti 2 anni dopo la strage di Erba. Sappiamo anche che Gallo aveva delle relazioni particolarmente sensibili con alcuni importanti esponenti di 'ndrangheta, per cui era capace di relazionarsi con questi soggetti con la divisa addosso evidentemente, e che questo tipo di relazioni un po' spregiudicate se le portate dentro Equalize. Sappiamo che un imprenditore che si chiama Sbraccia si sarebbe rivolto a Gallo perché Gallo gli intercedesse presso un mafioso per costringere un creditore di questo Sbraccia a rinunciare ad alcune pretese, ed è questo il motivo per cui sia a Roma sia a Milano indaga sulla vicenda Squadrafiore anche la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e questo è un aspetto molto importante. Ecco, è quello che ti volevo chiedere. È quello che ti volevo chiedere. È quello che ti volevo chiedere, appunto, perché indaga anche la Procura Antimafia, che è uscita anche questa notizia, no? Allora, indaga la Procura Antimafia perché è plausibile pensare che in questo risico di interessi incrociati e di dossieraggi, le mafie, mafia, camorra e 'ndrangheta, che siano consorziate come in Idra o che siano unità a sé stanti come la 'ndrangheta, potrebbero avere intenzione, se non essere addirittura partecipi, della realizzazione di questi dossier, per provare a utilizzare questi dossier per ricattare politici, imprenditori, eccetera, e ottenere in cambio di questi dossier dei favori. Ormai la mafia non ammazza più. Anche il concetto stesso di associazione mafiosa andrebbe un attimino rivisto, ce l'ha ricordato il GIP Perna dell'inchiesta Idra, che non ha visto i presupposti dell'inchiesta dell'indagine mafiosa, nell'inchiesta che ha portato appunto agli arresti di questa presunto sodalizio mafia camorra 'ndrangheta sul milanese. Quindi c'è un attimino anche da riflettere su come la 'ndrangheta camaleontica si sta cambiando pelle e sta diventando sempre più in qualche modo Stato. Visto che anche dentro l'antimafia c'erano personaggi che, secondo le ipotesi del PM, erano così spregiudicati da, in qualche modo manipolare quelle che erano le risorse dell'antimafia per fare ricerche che con l'antimafia non avevano o avevano poco a che fare, c'è da chiedersi in maniera molto seria fino a che punto lo strapotere, giusto o sbagliato, che abbiamo dato con la situazione emergenziale alle inchieste antimafia e la capacità di ascolto di queste inchieste antimafia, che hanno anche la possibilità, con l'indagine, con l'ipotesi di concorso e di associazione mafiosa, di fare intercettazioni molto invasive delle persone, quanto queste regole ferree e questo sforamento negli equilibri costituzionali abbia effettivamente fatto il gioco dello Stato nei confronti della mafia, e quanto invece la mafia abbia approfittato di questa permeabilità per fare la sua partita, tant'è che ancora è più forte di 20 anni fa, 30 anni fa, quando queste leggi emergenziali ancora non c'erano. Questa è una domanda che dovremmo porci tutti, proprio perché, a mio modesto parere da calabrese, la lotta alla mafia è l'obiettivo numero uno che dovrebbe essere di questo paese, ma se viene ridotta e strumentalizzata a
strumento di battaglia politica per dire che il politico X e il politico Y non dovrebbero stare in Parlamento perché hanno rapporti con, poi se andiamo a vedere i rapporti veri, chi ce l'ha in Calabria, in Sicilia, in Campania, poi le cose sono leggermente diverse da come ce le raccontano, ma questo meriterebbe un'altra trasmissione, forse anche di più. Allora, voglio chiedere sia a Gianmarco Serino che poi a Felice Manti, voglio fare una domanda proprio del cretino di turno, che sarei io. In che modo, secondo te, Gianmarco, e poi Felice, questa storia della strage di Erba, per quale motivo la storia della strage di Erba profuma ormai da tempo, dall'epoca di Tavaroli appunto, anche di servizi segreti? Che sembra la domanda del cretino di turno, del marziano di Flaiano quasi. Però te la faccio lo stesso, Gianmarco, perché tu pure, scrivendo il tuo pezzo dal quale siamo partiti, hai scritto che tutti questi collegamenti mettono i brividi. Che brividi ci hai avuto tu? Mettono i brividi perché comunque il confine tra il legale e l'illegale nell'ambito dei servizi è per definizione molto labile, perché comunque si parla di figure che si muovono proprio sul filo del rasoio, e quindi da lì a definire con precisione quali siano le architetture che si celano dietro quello che vediamo è molto, molto difficile. Però insomma i riferimenti sono chiari, ecco. Cioè ci sono questi personaggi che comunque sono vicini anche ad altri agenti segreti, ad esempio nella vicenda Telecom Sismi, Tavaroli comunque finisce a processo insieme a Marco Mancini. Marco Mancini poi solleva il segreto di Stato e questo viene apposto da Berlusconi, dopo che tra l'altro, se non sbaglio, riceve la statuetta in faccia, quindi c'era pure il rischio che quel segreto di Stato non venisse a posto per una questione di tempi processuali. Quindi ecco, sì, banalmente questo. Cioè questi sono i brividi che uno sente dietro questi discorsi, anche ad esempio anche nel caso di Garlasco, durante l'espulsione del maresciallo Marchetto davanti al tribunale, ci sono 2 pezzi da 90 dei servizi segreti. Pazienza e Sindoca. Sì. Stanno lì e nessuno gli domanda ma perché siete qua? Probabilmente si stanno facendo 2 passi, no? Perché insomma è normale. A Pavia c'è l'aria buona. Felice, ma che cosa diavolo c'entra il mondo di Olindo Romano e di Rosa Bazzi con il mondo di Giuliano Tavaroli? La metto giù proprio da cretino questa domanda. Allora, facciamo l'ipotesi, diciamo, di scuola. Lo spaccio di droga e il consumo di stupefacenti in questo paese genera quantità industriali di denaro di cui non si capisce bene la destinazione, si capisce la provenienza ma non la destinazione. È possibile ipotizzare che questo fiume di denaro faccia gola anche a questi pezzi di servizi segreti deviati che in qualche modo possono, intercettandone i canali, aiutare i trafficanti di droga a gestirne i proventi. Questa ovviamente è una delle ipotesi possibili e questo sarebbe il primo collegamento. Sì. Quindi sappiamo anche che dagli anni 70... Sì, ma non con Olindo Romano e Rosa Bazzi, con tutto quello che stava al piano di sopra della casa loro. Con tutto quello che stava, diciamo, nel traffico di droga. Per cui se l'obiettivo dell'inchiesta era distogliere il movente della strage dal traffico di droga per preservare quel genere di traffici e preservarne sia l'identità dei consumatori sia l'identità di chi da quei traffici ci guadagnava in termini economici e di consenso, è chiaro che l'indagato rappresentava un perfetto escamotage per dire diamo la colpa a questi 2, tanto non si rifila nessuno, non hanno parenti, non hanno amici, non conosco nessuno, tant'è che sono stati lasciati da soli anche dal loro avvocato, tra virgolette, di fiducia, e anche su questo bisognerebbe riflettere, ma lasciamo perdere perché quello è un altro tema delicatissimo. E quindi diciamo loro sono stati la perfetta exit strategy per allontanare l'attenzione dall'inchiesta sul traffico di droga. E quando l'inchiesta sul traffico di droga è scoppiata, quindi parliamo dell'indagine che ha travolto la famiglia di Aduso Marzouk e il gruppo di tunisini che contendeva lo spaccio agli albanesi di Montelambro, queste 2 piste, queste 2 vicende, pur avvenendo nello stesso luogo fisico, cioè l'appartamento di Raffaella Castagna, che secondo Abdicais era uno dei luoghi in cui custodivano la droga e i soldi, e torniamo al discorso dei soldi e della droga, non sono mai state messe in sovrapposizione questi 2 fatti. E questo è il vero
dramma, il vero dilemma che porta noi giornalisti a pensare le cose peggiori, perché non è che noi giornalisti ci facciamo i film, noi cerchiamo di unire i puntini, e se io vedo che un'inchiesta per mafia e per traffico di droga, perché a Erba l'Andrangheta faceva il bello e cattivo tempo, l'abbiamo scoperto con l'inchiesta Crimine Infinito, se l'Andrangheta fa il bello e cattivo tempo a Erba e spaccia droga, 200.000 euro di cocaina a settimana nel 2006, quindi immaginatevi cosa potrebbe essere adesso. Piazza ancora oggi contesa da organizzazioni criminali, ce lo dicono inchieste recenti, in cui si parlava della strage di Erba, in cui si facevano intercettazioni telefoniche sulla strage di Erba. È chiaro che qualcuno non vuole che uno faccia 2+2, ok? Sì, sì. Sappiamo anche che i rapporti tra i servizi segreti e l'Andrangheta dagli anni 70 sono storicamente consolidati, perché c'è stato un momento in cui l'Andrangheta ha inventato questa figura ibrida della santista, adesso ce ne sono altre ancora più potenti, che era un soggetto che poteva entrare e uscire dalle procure, dagli uffici politici, dai magistrati e dalle case dei mafiosi per portare messaggi. In Calabria c'è stata un'inchiesta su uno presunto 007, si chiama Giovanni Zumbo, questo soggetto che ha pagato il suo debito con la giustizia ed è uscito ed è libero, entrava e usciva dalla casa dei boss, entrava e usciva dagli uffici di un politico che purtroppo è morto, che si chiama Alberto Sarra, di cui parlo nel libro, entrava e usciva dalle procure, entrava e usciva dall'agente di servizi segreti per cui lavorava, e abbiamo i contratti pubblicati nel libro. Quindi esiste un rapporto ibrido tra l'Andrangheta e i servizi segreti, per cui se si vuole fare chiarezza bisogna partire da lì, da quelli che sono i rapporti storici consolidati tra pezzi di intelligence e 'ndrangheta, per motivi di interesse pubblico, di bene pubblico, o per fare spartirsi traffico di droga. Io questo non lo so, non lo voglio sapere se non ho le prove, le carte, se no non ne scrivo, ma questa è un'ipotesi assolutamente plausibile che renderebbe tutte queste vicende in cui ci sono pezzi di servizi segreti deviati, pezzi di società che lavorano per riciclaggio, grandi capitali, flussi bancari, ragionamenti di tipo, diciamo, economico, finanziario, con società scudate, protette dalla Svizzera, dall'Albania, eccetera, eccetera. Il sospetto è che sia questo il quadro generale che tiene insieme tutte queste vicende. Allora, tu sei stato di una chiarezza cristallina. A me, mentre parlavi, mi venivano in mente quei due là in carcere, esattamente come venivano in mente al dottor Tarfusser, il quale dice: per me questo pensiero è insopportabile, perché lui fa un ragionamento dal punto di vista giuridico, processuale, da magistrato. Dice: se ragiono da magistrato, questi due mi viene il male a pensarli in carcere. Io, se ragiono da cittadino, dopo quello che mi dici tu, mi viene il male di Tarfusser elevato al quadrato. Per cui qua è necessaria chiarezza. E a questo punto ti faccio l'altra domanda del cretino, ci torno sopra. Perché se io, avvocato difensore di questi due, gli avvocati che conosciamo ormai, l'avvocato Schembri, Bordeaux, Nico D'Ascola, Patrizia Morello, tutta gente che ci ha messo l'anima, e abbiamo in mente anche gli interventi loro in tribunale a Brescia, ecco, se io difendo questi qui, mi puoi spiegare, Felice, per quale motivo io non posso accedere alle intercettazioni che documentano il traffico di droga sopra casa mia, casa di Olindo e casa di Rosa, dove si è svolta quella strage orripilante tra gli episodi più tremendi della storia criminale di questa Repubblica? Allora, mi devi spiegare per quale motivo è stato negato e continua a essere negato agli avvocati difensori di avere quelle carte, che potrebbero dire molte cose in più rispetto al quadro attuale e che potrebbero entrare nella ricostruzione che facevi tu. Perché non si possono avere quelle carte, quelle intercettazioni, quei nomi? Poi c'è una domanda da rivolgere alla magistratura. La vicenda di Garlasco si riapre perché un magistrato coraggioso come Fabio Napoleone entra in questa procura a Pavia, capisce evidentemente che ci sono delle cose che non tornano, fa delle indagini e di fatto cerca di scoprire se è vero, come evidentemente dovranno dimostrare i processi a Venditti e alla vicenda di Garlasco, se alcune inchieste sono state in qualche modo veicolate e governate da corruzione e corruttela degli magistrati che stavano portando avanti queste indagini. A Como questa possibilità di rivedere l'operato della vecchia procura, nel bene e nel male evidentemente, nonostante prove sparite, intercettazioni sparite, prove bruciate senza autorizzazione per cui non ha pagato nessuno, intercettazioni mancanti, inchieste sostanzialmente ragionevolmente collegate che non vengono mai collegate, è un problema che va risolto interno alla magistratura. Non possiamo essere noi giornalisti a porci le domande. Quando e se eventualmente ci dovesse essere la volontà di andare fino in fondo e comprendere perché
la magistratura non ha mai voluto fare chiarezza, allora forse avremo le risposte che noi oggi abbiamo. Io ti rimando alle cose che mi era stato dette il procuratore generale di Brescia, Guido Rispoli, durante una conversazione amichevole che ho avuto con lui prima del processo, quando lui mi disse che secondo lui erano, diciamo, c'era ciccia perché venissero dichiarati estranei. Lui aveva visto le Iene, che si era convinto che c'era comunque materiale per riaprire, che lui mai si sarebbe presentato in aula a difendere, a sostenere l'accusa e a chiedere eventualmente il no alla revisione, perché una delle proposte aveva fatta appunto Cuno Tarfus, magistrato che per 11 anni è stato alla Corte Penale Internazionale, sostituto procuratore che aveva il dovere e il potere di presentare domande di revisione, nonostante quello che dice la Francesca Nanni, perché il potere diffuso dei magistrati glielo consentiva al netto di qualsiasi regolamento organizzativo della Procura Generale, e poi vedremo perché, se c'è tempo, quando c'è tempo. Di fronte a fatti del genere è chiaro che la questione è interna alla magistratura, ed è la magistratura che deve porsi il problema. Quando io ho posto queste questioni a Rispoli mi ha detto io in aula non ci vado, e poi si è presentato. Io credo che ci siano margini per essere, perché si riapre il processo, e poi ha chiesto di riaprirlo. Quindi le domande sono lì. C'è una questione dentro la magistratura che va risolta, che purtroppo il no al referendum non ha aiutato a chiarire. Allora, abbiamo meno di 2 minuti. Io voglio chiedere a entrambi, partendo da Gianmarco Serino, un altro aspetto. Poi ci ritorneremo sopra su questa storia, perché il quadro tracciato da Felice Manti è troppo ricco di spunti. Ma vorrei chiedervi un'altra cosa, che torna strettamente alla vicenda Fiore. Abbiamo nominato prima questo Carmine Saladino, imprenditore, già padrone di casa del ministro Crosetto. Il figlio del ministro Crosetto era socio della nipote di questo Saladino con l'ex sottosegretario e politico di Forza Italia Innocenti, e anche la moglie di Crosetto entrata in affari con loro, ma non è questo l'oggetto dell'indagine. Questo mi dice soltanto che ci sono delle trasversalità di interessi che a me cittadino non mi piacciono, però non sono illegali, non sono oggetto di indagine e tutto il resto. Tra l'altro Crosetto ha ricevuto anche 125.000 euro di consulenza dalla famosa CEO di cui sopra, la società delle intercettazioni di Cantù. Tutto lecito, tutto perfettamente lecito, ma anche questo a me mi dà fastidio, da cittadino comune, lo devo dire. Però non è questo il punto. Il punto è: come mai la società di Saladino, Matic Mind, viene acquistata da una società pubblica di Cassa Depositi e Prestiti, sebbene in quota minoritaria da marzo 2025? L'82% della società Matic Mind però va a CVC Capital Partners, società finanziaria britannico-americana specializzata in private equity, investe in tutto, ma soprattutto farmaceutica, sanità, gioco d'azzardo, orologi, Formula 1. Nella vendita c'è un prezzo sospetto, lo Stato ci avrebbe perso, vedremo le indagini. CVC americana e Cassa Depositi e Prestiti sono soci di maggioranza e di minoranza di Zenita, società che da ottobre 2025 è capogruppo del nuovo polo italiano di ingegneria digitale per difesa, intelligence, intelligenza artificiale e intercettazioni, nella quale sono confluite tutte: Matic Mind, Recruiter, SEO, Sind, Engine e Page Europa. Il tutto genera una quantità di soldi che io non capisco. Voi l'avete capita da dove nasce tutto sto business e tutto sto interesse e tutte ste commistioni tra pubblico e privato? Perché Cassa Depositi e Prestiti è eminentemente pubblica, è il Ministero dell'Economia. Gianmarco, e poi Felice, abbiamo proprio il tempo di un tweet perché sono le 11. Gianmarco. Certo, sicuramente è un business, quello delle intercettazioni, degli strumenti informatici, importante, e lo Stato ha bisogno di questi privati che appunto sviluppino questi strumenti, per questo si rivolge a loro. Poi appunto vengono fuori questi buboni ogni tanto perché insomma gestione evidentemente non è trasparente, però ecco, io rilevo solo una cosa al di là di questo, che tu hai citato Crosetto, c'è stata comunque un'inchiesta sulla difesa, come peraltro ha commentato Crosetto a un nostro articolo di Moumag, che è quella che deriva dal filone su Sogei, che è un'altra partecipata, in cui ci sono altre partecipate, in cui c'è Team e Matic Mind comunque figura all'interno anche di questa inchiesta. Carmine Saladino compare come persona informata sui fatti, quindi ci sono una serie di inchieste che comunque intercettano servizi segreti, Ministero della Difesa, perché poi oltre quello del Ministero della Difesa su Sogei, in precedenza c'è stato anche quello su Tecne. Gianmarco, ti devo proprio togliere la parola perché siamo in chiusura, ma no, ma ci torneremo con calma. C'è tanta roba da raccontare. Felice, ma da dove nasce tutto questo soldo?
Dove si genera il soldo in questa storia? Proprio a livello 30 secondi, per favore, perché sennò poi mi bastonano. Noi siamo uno dei paesi che fa più intercettazioni al mondo e il business nasce da lì. Se noi facessimo le intercettazioni gratis, questo business finirebbe domani mattina. Questa proposta l'ha fatta Gioacchino Genchi, grande esperto di intercettazioni. Poi ha detto: di Colombo. io sono team, sono titolare di una licenza, come titolare di una licenza in ristorante, devo rispettare delle regole. Siccome io già guadagno grazie a una licenza che mi dà lo Stato, le intercettazioni non le faccio pagare, perché è un lavoro che io faccio gratis. Bene. Perché deve essere dentro il mio contratto. Se facciamo così, il business delle intercettazioni finisce domani mattina. Grazie a Felice Manti, grazie a Gianmarco Serino, maumag.com, Il Giornale, grazie davvero a tutti coloro che ci hanno seguito. Buona giornata.